Abbiamo fatto ricorso e siamo in buona compagnia con la Regione Puglia. Siamo contro la buona scuola perché toglie ogni competenza alle regioni e quindi va contro i dettami della Costituzione e non ci permette più di parlare di dimensionamento scolastico, di scelta di corsi formativi sul territorio. Il rapporto tra Zaia e Renzi è ai minimi termini. Gli screzi continuano. Da una parte la Regione Veneto che impugna la buona scuola, dall'altro il governo che indirettamente tramite i propri uomini in conferenza regioni fa fuori il Veneto dalla presidenza della Commissione Sanità. Noi siamo talmente cattivi che ci hanno offerto 2 commissioni in cambio della sanità e siccome io sono una persona coerente e non ho bisogno delle poltrone ho detto di no. Se non sono buon per la sanità non sono buon per niente, punto e basta. Poi sa, che dica che siamo capricci di Zaia, che lo dicano persone che non hanno neanche il buon gusto di dire ai veneti chi li ha finanziati, penso che sia la dica lunga su questo. Tensione crescente anche sul tema dei migranti, con migliaia di persone che premono ai confini della Slovenia e che presto potrebbero arrivare anche in Veneto. Guardi, a una persona che scappa dalla morte e dalla fame si può solo che rispondere che noi li accogliamo. Quindi io non condivido queste repressioni, pestaggi e altre cose che si fanno. È altrettanto vero che l'Italia oggi ha una contabilità che è tristissima perché su 200.000 immigrati arrivati sappiamo che 2/3 non sono profughi, quindi vuol dire che almeno 120-130.000 non c'entrano nulla con l'ospitalità a chi scappa da morte e da fame.